Vigilia della trasferta della Dinamo a Tortona, ne parliamo con Kasper Treyer che insomma, questa sfida la dovrà vivere insieme ai suoi compagni di squadra in una maniera davvero importante se si vuole portare a casa un risultato. Sì, ci aspetta una partita difficile, dobbiamo essere concentrati, soprattutto in difesa, cercare di fare meno errori possibili perché sono bravissime a cogliere l'opportunità, diciamo. Quindi sono veramente bravi, giocano bene insieme, si passano la palla, hanno tanti tiratori, sarà difficile. Cambio di allenatore, cambio anche forse di modulo di gioco, perché abbiamo notato insomma, che ci sono rotazioni particolari dovute, come ha detto il coach in conferenza stampa, più al momento della partita che non al famoso taccuino. Questo credo che per voi giocatori sia una cosa importante, farsi trovare pronti al momento del bisogno. Certo, tutto il lavoro fatto in settimana lui lo prende in considerazione e come ci ha detto dal primo giorno che è arrivato non è qua per accontentarci, accontentare noi giocatori, fa giocare quello che chi merita e fa tutto quello per vincere la partita. E credo sia la cosa più giusta. Ultimissima cosa, campionato particolarissimo, un'annata strana. Noi siamo fuori dai playoff, però se andiamo a guardare si vince, si perde con tutti, c'è poca continuità, forse a parte Brescia anche nelle parti alte della classifica. Come te lo spieghi? Un salto in avanti della qualità del campionato per i giocatori e per le squadre oppure è proprio un'annata strana? No, non penso che sia un'annata strana perché il campionato è tosto, la classifica è corta, come hai detto tu puoi vincere contro chiunque ma puoi anche perdere contro chiunque, sono i dettagli che fanno la differenza e appunto bisogna trovare continuità per fare meno errori possibili durante il cammino della stagione.